Sicuramente la mensa è una contrattazione che deve essere fatta con le organizzazioni sindacali e dobbiamo trovare la modalità per fare in modo che tutti i lavoratori vengano trattati in modo uguale. Mense aziendali e Green Pass. Per ogni stabilimento una soluzione diversa. Si va dai gazebo allestiti all'esterno della Luxottica di Pederobba al pranzo al sacco della Osram. Ad affrontare per prima il problema l'Electrolux la settimana scorsa, risolto con sacchetti di viveri consumati in giardino e relative prese di posizione critiche da parte dei sindacati. Si calcola che nella Marca circa il 30% dei lavoratori non sia vaccinato e per i quali, sottolinea la CGIL Trevigiana, comunque bisogna trovare quantomeno una soluzione meno precaria, senza, come sta facendo qualcuno, lavarsene le mani. Abbiamo situazioni diverse, nel senso che ci sono delle aziende che si stanno organizzando e che stanno dando l'indicazione appunto che si entra in mensa esclusivamente col Green Pass. Ci sono alcune aziende che stanno aspettando perché ovviamente qui c'è un gap a livello legislativo perché forse non è stato preso in considerazione il servizio mensa per i lavoratori. Ci sono invece quelli che avendo un servizio mensa esterno stanno bypassando il problema dicendo che se la mensa non li fa entrare non è un problema loro. Per questo occorre trovare una sintesi tra imprese e sindacati, tenendo conto che la mensa è oggetto di accordo tra le parti. C'è credo un incontro con l'industria. Beh, la disponibilità c'è, dopodiché sappiamo benissimo la ripartenza è stata oggi per molte aziende, molte ripartiranno la prossima settimana, non vogliamo trovarci nelle condizioni in cui i lavoratori siano trattati come lavoratori serie A, lavoratori di serie B.